amici di Maestre Mia, buonasera, sono Maria Laura Faccini, siete stati invitati a partecipare a questa edizione straordinaria di Prima la Salute, della nostra rubrica che ha già visto 5 nostri medici e specialisti ospiti qui a Maestre Mia. Questa sera appunto è un'edizione straordinaria perché abbiamo un ospite straordinario di eccezione che è il dottor Michele Tessarin, che è direttore sanitario dell'Us3 Serenissima. Ben arrivato, buonasera, dottore, grazie, e grazie per aver accolto il nostro invito. Naturalmente voi potete capire che abbiamo fatto questo appuntamento speciale proprio perché ci troviamo sempre in questa situazione tremenda che pare che peggiori di giorno in giorno, e quindi una persona come il direttore sanitario è sicuramente il professionista più adatto per parlarci questa sera. Però prima qualche notizia su di lui. Allora, dicevo, è il direttore sanitario dell'Us3 Serenissima, quindi la nostra, quella a cui noi facciamo riferimento. In precedenza è stato direttore dell'ospedale dell'Angelo e prima ancora a Treviso direttore dell'ospedale Cafoncello e direttore sanitario. Come passioni, perché noi vogliamo anche parlare della parte così personale, dare qualche notizia, ha il basket, che una volta, diciamo tempo fa, probabilmente praticava, però adesso forse sarà ancora un tifoso, spero. Sì. Ecco, e poi fa parte di un coro. Sì. Che tipo di voce ha? Tenore? Canto da tenore, diciamo che sono un tenore trasformato. Perfetto, ecco. E poi è appassionato di montagna, e questa è una cosa che condividiamo, quindi non solo di montagna ma anche quello che di buono si mangia in montagna, a cominciare dai canedoli. Perché no? Ma prima canedoli e poi un sacco di altre cose, quindi diciamo che abbiamo questa cosa in comune che è sempre molto, anche se veramente non ci si può neanche andare quest'inverno in montagna se non dopo il 7 di gennaio. Bene. Allora, dottore, cominciamo. Di cosa si occupa un direttore sanitario in una ULSS? Diciamo che il direttore sanitario è un po' il collettore di tutta quella parte di attività sanitarie aziendali che sono suddivise, pare anche dimenticarlo ogni tanto, no? Perché uno guarda spesso all'ospedale, giustamente, comprensibilmente, come struttura principale, però l'ospedale è una grande struttura, è una struttura che è stata prevalentemente la mia attività professionale nel corso della carriera, però è contornato da tutta una serie di altre attività che partono dalla medicina generale, dalla pediatria di libera scelta, dall'attività distrettuale con le cure domiciliari, dalla prevenzione con un dipartimento che in questo momento è forse l'artefice principale delle attività che svolgiamo. Quindi è una complessità di attività e di contesti che trovano da contorno in cui il direttore sanitario svolge il ruolo di collettore, quindi deve capire come organizzare, integrare e amalgamare tutte queste attività sanitarie che hanno di per sé molti attori, molti interessi, ma devono convergere in un interesse unico poi, che è la salute dei nostri pazienti. Bene, anche perché è interessante sapere la differenza tra un direttore generale che ha più un ruolo di manager e quindi organizzazione di vertice di questo tipo, mentre lei è proprio sul campo e quindi, come diceva, ha questo ruolo di amalgamare un po' tutte le varie attività mediche. Affrontiamo subito l'argomento che da quasi un anno ci perseguita, quindi quello del Covid. Qual è la situazione attuale del Covid nel veneziano in questo momento? Ha qualche numero circa rispetto ai positivi, gli isolati, i ricoverati o le persone in rianimazione? Sì, direi che la situazione la conoscete, la vedete, insomma i bollettini sono quotidiani, il Presidente ne parla tutti i giorni. La situazione del Veneto è quella appunto che il Presidente descrive ogni giorno. Il veneziano in questo, dal punto di vista dei numeri, segue l'andamento complessivo del resto del Veneto. La provincia di Venezia si comporta in modo, direi, omogeneo rispetto al resto del Veneto. C'è da dire che in queste ultime settimane abbiamo una crescita costante, una crescita che è leggermente inferiore alla crescita media delle altre province del Veneto, ma è comunque una crescita molto importante. I positivi nuovi anche nella nostra azienda, insomma, sfiorano nelle 24 ore sempre i 400, 450, hanno avuto punte anche molto più alte. Se teniamo conto che i massimi raggiunti superavano di poco il centinaio nella prima ondata, capite come stiamo su numeri molto importanti, molto consistenti. Questo comporta, è importante il numero di positivi, però come sottolinea sempre il Presidente, è l'importante poi, perché noi tracciamo molto, facciamo molta attività di tracing e molta attività diciamo, che va a scovare anche i positivi, e questo è fondamentale. Però poi quello che è importante è la pressione che abbiamo sulle strutture sanitarie, che è l'altro tema
fondamentale. In questo momento i dati sono di qualche giorno fa, ma sono sostanzialmente costanti, anzi sì, costanti direi. Abbiamo quasi 460-470 pazienti in ricovero complessivo, di cui un po' meno di 50 in terapia intensiva. Il che significa che anche qua sono leggermente variabili, possono variare nelle ultime settimane da 45-46 fino a 50, che significa che la pressione è importante, solida, è una pressione che può mettere in difficoltà le nostre strutture. Ne facciamo fronte con grande impegno. Ecco, se posso, io vorrei esordire dicendo un grazie veramente grande, forte, costante, lo faccio tutti i giorni, ma mi piace farlo anche in questo momento, in questa fase, a tutti i nostri operatori, i nostri sanitari, medici, infermieri, operatori sanitari, tecnici, psicologi, biologi, tutti quanti stanno facendo un lavoro formidabile, perché lavorano costantemente. Siamo abituati a guardare quelli che lavorano in ospedale e non si potrà mai ringraziarli abbastanza perché il lavoro è faticoso, oneroso. Pochi di voi possono capire, ma insomma mi sforzo a far capire come per esempio indossare tutto quel paramento che si ha in rianimazione o in un reparto Covid per un orario intero di servizio, al massimo con una pausa, dovendo stare molto attenti a quello che si fa, molto concentrati, e curare anche i pazienti è faticosissimo. Però questo lavoro importantissimo, fare i nostri medici, infermieri, operatori sociosanitari e così via, va di pari passo con il lavoro che fanno i nostri tracciatori, per esempio. Il Dipartimento di Prevenzione è uno degli ambiti più vincenti anche della lotta al Covid, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, l'attività svolta sul territorio, i nostri distretti e così via. Veramente un grazie grande e sincero, nessuno si è tirato indietro neanche per un minuto, in nessun momento, quindi un grazie veramente di cuore ai nostri operatori. Grazie, naturalmente ci uniamo anche noi come cittadini perché loro sono lì ma noi ci possiamo anche arrivare, quindi è una cosa che purtroppo sto constatando giornalmente, non soltanto io, mentre durante la prima ondata quasi nessuno di noi conosceva qualcuno che fosse stato ammalato o che fosse addirittura morto, adesso in questa seconda ondata c'è tantissima gente vicina a noi, parenti, conoscenti, che sono o in ospedale o che sono a casa positivi, quindi il fenomeno veramente si è moltiplicato. Parliamo appunto, le parlava dell'ospedale di Mestre. Allora, l'Angelo, il nostro bellissimo ospedale, ha un ruolo particolare nella gestione dei pazienti Covid-19 oppure fa tutto capo al Covid Hospital di Dolo? E diciamo, il governatore Draghi appunto dice che gli ospedali sono al limite, quindi ci sono questi, poi ci sono delle altre strutture di sostegno, come siete organizzati? Faccio un piccolo, così non dico confronto, ma un excursus tra quello che è successo in primavera e quello che sta succedendo oggi. Sì. In primavera, con un'intuizione veramente felicissima, fu da parte della regione istituito il Covid Hospital di Dolo, ma Mestre fece la sua parte in modo veramente decisivo in tre ambiti, anzi fondamentali. Il primo, quello più noto, quello più visibile, sono le terapie intensive, perché hanno quel ruolo. Poi il dottor Lazzari, il primario, più volte è intervenuto a raccomandare anche una serie di misure da adottare per evitare di incorrere nel disastro che poi alla fine è il ricovero in terapia intensiva. Quindi la terapia intensiva forse è più visibile, però gli altri due ambiti sono, sin dalla prima fase, l'area diciamo, del Covid dell'ospedale dell'Angelo, che all'epoca contava fino a 60 posti letto, e l'area della pneumologia, della subintensiva pneumologica. L'area Covid è formata da malattie infettive, da medicina interna, da una parte cardiologica, quindi tutta un'area molto ampia. Quindi le tre anime della prima fase sono diventate le tre anime anche della seconda fase. In questa seconda fase i letti sono di più, ovviamente, sono stati ampliati con un ulteriore spazio al quinto piano, oltre a quello appunto al secondo piano. La terapia intensiva è sempre costantemente presente, ha sostanzialmente raddoppiato o quasi i suoi posti letto e quindi svolge un ruolo fondamentale. La pneumologia, abbiamo imparato nel corso della prima fase, la pneumologia svolge un ruolo di subintensiva, è un ruolo decisivo, è un ruolo strategico nella funzione di cuscinetto tra un ricovero ordinario, diciamo, quando le necessità assistenziali sono di un certo tipo,
di supporto, anche ventilatorio, di supporto di ossigeno di un certo tipo, rispetto a quelle estreme poi della terapia intensiva, di intubazione e così via. Anche in questo l'angelo svolge un ruolo cruciale, la pneumologia dell'angelo svolge davvero un ruolo cruciale. Bene. E cosa possono fare quindi i cittadini per contenere la pandemia, aiutare i medici e naturalmente anche gli altri operatori sanitari? C'è un grosso problema di asintomatici, perché lo sentiamo dappertutto, ci sono persone che vengono contagiate da amici, colleghi di cui assolutamente non si può sospettare niente. Cosa si può fare? Allora, farei intanto un primo assunto di base. Sì. Premesso che il totalmente asintomatico è veramente raro. Sì. Parliamo dei pauci sintomatici, quelli che hanno un po' di mal di gola, un leggero malessere, sono sintomi vaghi, non per forza ascrivibili a sindromi più complesse, situazioni più complesse. E sono ovviamente i casi che sono più a rischio per contagiarsi. Però io partirei da un assunto di fondo, che è tutti noi siamo potenzialmente dei contagiatori. Certo. E qualsiasi persona con cui abbiamo a che fare è potenzialmente una persona che può essere contagiante. Quindi non si può, neanche il più caro amico, adesso sto ovviamente estremizzando, ma neanche il più caro amico può essere a priori considerato, se non è un convivente, una persona con la quale posso venire a contatto senza le precauzioni normali. Questo è fondamentale anche in casa, perché io vado al lavoro, quando torno a casa, mia moglie è a casa, devo stare molto attento perché non sono sicuro a quello che è accaduto nel corso della mia giornata lavorativa, nonostante io usi costantemente tutte le precauzioni. Quindi l'assunto di mantenere sempre prudenza assoluta in tutti i contatti con qualsiasi persona è fondamentale. Questo è un assunto che poi vale ovviamente in contesti ancora più disparati. Il primo contesto è quello di chi ha a che fare con bambini. I bambini abbiamo capito ormai, no? La scuola non è di per sé all'interno una fonte di contagio. Uno degli ambiti su cui si lavora moltissimo in questo momento è l'ambito scolastico, è un impegno importantissimo per noi. Ci sono un numero di classi su cui esigiamo tamponi o perché ci sono positività o perché ci sono le quarantene che finiscono e così via, che arrivano a 20-30 classi ogni giorno nelle circa 700 scuole della nostra azienda, che gravitano alla nostra azienda, che insistono alla nostra azienda. I bambini spessissimo davvero sono pauci sintomatici o non raccontano, non possono, non sono in grado di raccontare i loro sintomi. Però ogni bambino, anche se non si contagia o non contagia i suoi compagni di classe, o ogni anche ragazzo, ha un genitore che ha un'età in cui può essere già più rischioso, e il genitore normalmente ha un altro genitore più spesso, che è invece di un'età molto più a rischio. Quindi questa serie di comportamenti sono una catena che passa da praticamente niente dal punto di vista sintomatologico a una sintomatologia che può essere più importante ma che può aggravarsi moltissimo, fino a una sintomatologia gravissima, a casi cosiddetti sintomi, cioè quell'insieme di sintomi e di segni che possono portare invece a una patologia molto grave, che qualche volta poi quando arriva in terapia intensiva, diceva il professor Navalesi l'altro giorno, insomma la mortalità è molto elevata, raggiunge il 50%, quindi stiamo parlando di casi difficili. Quindi fondamentalmente quello che dice il Presidente tutti i giorni, ma che tutti dicono, le norme sono sempre le stesse, però sono fondamentali, sono veramente fondamentali. E non possiamo dimenticarci mai che chiunque, qualsiasi persona con cui abbiamo a che fare, è potenzialmente un contagiatore. Quindi dopo alla fine si fa fatica a ricostruire quello che è successo. Abbiamo avuto recentemente un nostro collega vicino di stanza che è rimasto a casa qui 20 giorni, anzi ha avuto una polmonite, se l'è cavata. E gli ho chiesto: ma dove te lo sei preso? Lavoriamo a gomito a gomito tutti i giorni, non lo so. Quindi non ha capito cosa sia successo. Certo. Ma sicuramente qualche contatto, diciamo, rischioso l'ha fatto. Certo. E appunto, restando, è una domanda che le avrei fatto più tardi, appunto, per quanto riguarda la scuola, però ci sono persone che, esperti o quantomeno opinionisti, che fanno risalire una delle cause della seconda ondata proprio alla riapertura delle scuole, anche delle attività, perché naturalmente è tutto ripreso da un certo punto in poi, quindi settembre-ottobre,
ma lei invece ha detto che insomma non sono proprio le classi che sono dei focolai, è quello che ci sta intorno, giusto? Quindi per ora il 7 gennaio dovrebbero riaprire le scuole. Stante la situazione abbastanza grave che c'è adesso, lei prevede che si potrà mantenere questa data oppure pensa che invece ci potranno essere delle difficoltà? Ma non mi cimento a fare, diciamo, discorsi di previsione perché non ho neanche gli strumenti e sono abituato di solito così a parlare se ho i dati, certo, cognizione. Certo. Diciamo che dal punto di vista, diciamo, dell'esperienza che abbiamo raccolto in queste settimane e mesi, appunto il contagio intrascolastico è veramente rarissimo, vorrei quasi dire occasionale, episodico. Certo che indubbiamente alcune forme di assembramento all'interno di alcuni momenti che vanno dalla casa alla scuola ci sono, non si discute. E questo è certamente un fattore di rischio. È anche vero che i nostri giovani qualche volta tendono a dimenticare le regole fondamentali. Quindi non è soltanto una questione legata alle opportunità che vengono fornite, che devono essere importanti, devono essere decisive, ma è anche legata proprio alla capacità dei ragazzi, dei giovani, di cogliere il rischio che si corre a non comportarsi correttamente in questi contesti, che sono di per sé maggiormente a rischio. Allora, io non so se la scuola possa riaprire o non possa riaprire, io dico soltanto che, come il Presidente sottolinea ogni giorno, la pressione è formidabile, il numero di casi è molto elevato, non ricordare questo potrebbe davvero metterci in difficoltà. Quindi tutte quelle situazioni che comportano una riduzione del rischio sono ben viste. Io lo dico tutti i giorni, quando arrivano un certo numero di positivi, noi abbiamo, ogni ora arrivano i nuovi positivi che il nostro laboratorio ci arriva, quindi un messaggio che ci dà l'indicazione dell'evolvere del numero di casi positivi che il nostro laboratorio isola ogni giorno. I nuovi positivi, non i positivi già confermati. Quando arrivano, nella mia testa scatta subito la molla che dice: questi sono i positivi, una percentuale di questi, che varia, ma insomma è sempre la stessa, più o meno, con una certa variabilità molto modesta, verrà ricoverato. Una percentuale di questi andrà in terapia intensiva e una volta in terapia intensiva, come ha ricordato il professor Navalesi, il 50% purtroppo non ce la farà. Quindi questa è la nostra bussola, certo. Questa è la nostra bussola, è quella che non possiamo dimenticare mai, non dobbiamo dimenticare mai. Certo. Ecco, io vorrei affrontare, proprio perché può rappresentare una cosa a rischio, un argomento che rimane un po' sotto traccia e quindi invece che può rappresentare un potenziale rischio per tutti, la situazione delle comunità straniere in città, soprattutto quella bengalese che è strettamente legata alla cantieristica. Quindi è preoccupante, secondo lei? Sono state messe in campo delle strategie particolari? Vengono seguiti, aiutati? Ma la domanda è interessantissima. Diciamo che la comunità bangladese ha avuto un comportamento particolarmente tipico delle comunità che hanno una vita sociale molto intensa, hanno una vita sociale anche con una promiscuità importante. Questo soprattutto alla fine dell'estate, inizio dell'autunno. Devo dire che li abbiamo incontrati credo una decina di volte. Anche là ovviamente riconoscere in queste comunità un rappresentante o più rappresentanti ufficialmente costituiti e in grado poi di rappresentare il resto della comunità non è sempre facile, però più volte sono stati incontrati, abbiamo fatto con loro un opuscolo per spiegare tutto quanto, abbiamo fornito tutto quel supporto che un'azienda grande, anche direi insomma, molto forte come la nostra, è in grado di dare. Questo ha comportato una forte vicinanza, una forte capacità di far comprendere le regole alla comunità stessa e di capire da parte nostra le necessità della comunità. Qualche volta ci siamo riusciti fino in fondo, qualche volta non ci siamo riusciti fino in fondo perché appunto il dialogo di culture è sempre un dialogo costante, è un dialogo difficile, è un dialogo in fieri, ecco, dinamico. L'abbiamo fatto, lo continuiamo a fare. Quello che abbiamo notato è che questo dialogo, soprattutto all'interno della cantieristica, ha portato degli ottimi frutti, perché in sinergia con l'imprenditoria, con la comunità, la nostra azienda, il nostro SPISAL, il nostro Dipartimento di Prevenzione, i dati sono veramente cambiati radicalmente.
abbiamo fatto tamponi a tappeto su tutta quanta la comunità, abbiamo fatto tamponi a tappeto all'interno, in sinergia, anzi sono fatti loro poi la parte della prevenzione all'interno di Fincantieri, per esempio, in costante attività, e questo fa sì che adesso i numeri di Fincantieri, per esempio, siano veramente episodici, ma sono i numeri che derivano dall'esterno, non ci sono focolai interni. Bene. Era cominciato con qualche piccolo cluster, tutto di ditte esterne, tra l'altro, che lavorano in Fincantieri ma non dipendenti di Fincantieri. Era cominciata così all'inizio dell'autunno, ma poi gestendola con grande precisione non abbiamo avuto mai nessun cluster importante all'interno di Fincantieri. I numeri di oggi sono quelli delle unità, quindi poche unità che vediamo, e spesso peraltro cominciano ad essere di nazionalità, anzi quasi sempre diverse dalla comunità bangladese. Vuol dire che il lavoro fatto ha portato a un ottimo frutto. Direi che forse con fatica, perché il mese di ottobre è stato un mese molto faticoso, molto difficile, però già a novembre si vedevano i risultati e adesso stiamo raccogliendo i frutti a dicembre, insomma. Quindi un sito produttivo molto grande, poi Fincantieri, che ha 5.000 addetti circa, aver ottenuto questo risultato, che lavorano è vero, bene, direi che il nostro SPISEL ha fatto tutta un'attività di prevenzione e, perdonatemi se il termine forse non è corretto, ma anche di repressione, o meglio di forte consiglio sugli strumenti e le modalità lavorative più corrette per andare a lavorare in sicurezza. Facendo questa attività in sinergia con Fincantieri e poi anche con la prefettura, diciamo che siamo stati aiutati, penso che questo sia il termine corretto, insomma, ma abbiamo lavorato insieme con grande apporto, supporto, aiuto poi della prefettura, delle forze dell'ordine. Il lavoro è stato veramente sinergico, importante, decisivo, e i frutti si cominciano a vedere. Ecco, una questione correlata a questo, sempre parlando di persone straniere, è relativa ai rientri dall'estero e poi anche alle persone straniere come per esempio colf e badanti, che sono sempre a contatto con persone anziane che sono già fragili e che a quanto è anche a mia conoscenza, perché ho avuto testimonianze dirette, hanno contagiato in alcuni casi le persone che assistevano. Quindi qui parliamo magari di comunità ucraine, romene, moldave, eccetera. Quindi anche con queste comunità voi siete riusciti ad intervenire in modo concreto e diciamo che poi abbia dato dei risultati? Allora, anche questo è un capitolo, tutte le sue domande mi fanno venire davvero in mente tutto quello che è stato fatto in questi mesi, credo sia alla fine, sono tanti capitoli di un libro veramente che non ci ha visti risparmiarci nessun secondo. Allora io ricordo perfettamente che il 15 di agosto, il giorno di Ferragosto, ero a Noale alle 6:30 di mattina, perché siamo partiti con i tamponi sui turisti che rientravano da fuori. Era a Noale perché era uno dei siti in cui abbiamo organizzato l'attività di tamponino là, perché era il sito più fragile dal punto di vista organizzativo, quindi sono rimasto là tutta la mattina. Quindi abbiamo cominciato molto da lontano. Poi in settembre siamo partiti con l'attività sulle badanti, anche là attività importante, gratuita, offerta gratuitamente a tutta la cittadinanza, alle badanti, ma anche a chi usufruisce di un servizio importante come quello di queste persone che ci aiutano nelle nostre case, con le nostre famiglie, a accudire i nostri anziani. Il servizio è presso il Dipartimento, è stato ampiamente pubblicizzato e ha dato buoni frutti. Ecco, il tema di fondo è questo, che questi frutti, perché siano frutti che si mantengono nel tempo, richiedono una manutenzione costante, quindi tutti noi dobbiamo essere pronti. È un servizio gratuito a far fare a chi accudisce i nostri anziani, aver sempre l'occhio di riguardo attento a dare un segnale forte, a prevenire, a aiutare affinché gli strumenti che abbiamo, come per esempio gli strumenti dello screening, possano essere attuati. C'è l'opportunità, l'abbiamo creata nel Dipartimento, quindi abbiamo tutta la possibilità di prevenire. Domenica scorsa, così casualmente, ma sono stato contattato da un amico che mi ha segnalato il caso di 2 anziani, molto anziani, grandi anziani, novantenni e giù di lì, entrambi positivi, verosimilmente contagiati dalla badante,
che poi ovviamente era positiva, quindi si è dileguata anche lei, o stava male, insomma. E quindi chiaramente creando scompiglio all'interno di un nucleo, di una famiglia, quindi bisogna stare molto attenti. E poi i grandi anziani sono quelli che sono i più fragili, insomma, che hanno meno capacità poi alla fine di difendersi, quindi grande concentrazione in questo. Certo. Allora, in questi giorni la comunicazione più importante, direi più scottante, è quella della prossima somministrazione dei vaccini, del vaccino. È un argomento scottante perché ne parlano tutti in qualsiasi trasmissione, con un'enorme quantità di notizie, con pareri anche contrastanti e quindi l'incertezza presso i cittadini naturalmente sale. Quindi sia per quanto riguarda la possibilità di essere vaccinati, quindi per quanto riguarda l'età, le categorie e così via, sia anche perché magari bisogna vedere se sarà possibile o obbligatorio e sia per i diversi tipi che ci sono sul mercato. Proprio oggi dicevano che il vaccino della Pfizer agisce sul DNA, quindi ha una capacità di indurre il nostro organismo a produrre gli anticorpi, mentre quindi è, diciamo, un vaccino nuovo, di carattere nuovo, mentre quello invece adesso non mi ricordo esattamente come si chiami, esatto, AstraZeneca, è invece di quelli di tipo più tradizionale. Quindi anche qui le persone non sanno a che cosa andranno incontro, che tipo, e poi ci sono varie domande, quindi a chi verrà somministrato, appunto, quando, se ci sarà anche un richiamo e se ci saranno abbastanza siringhe, perché poi è venuto fuori anche il discorso dell'eventuale ipotetica mancanza di siringhe. Adesso, a parte questa cosa qui che è ovvio che poi ci saranno, ma per quanto riguarda il vaccino, qual è la posizione che lei ci può, o quantomeno la sicurezza o la sua conoscenza per tranquillizzare un po' l'opinione pubblica? Devo dire la verità, lei mi fa un sacco di domande molto interessanti. Ecco. Sì, le notizie sul vaccino sono notizie ormai molto fresche, sì, perché credo che sia prossimo ormai, no, l'inizio della campagna vaccinale, ed è una campagna vaccinale formidabile. Dicono tutti quanti epocale, come è epocale peraltro l'evento che stiamo vivendo, che si ricorderà nei libri di storia fra 100 anni. Ovviamente da uomo di sanità pubblica non posso che dire che il vaccino non è obbligatorio, ma è un vaccino che diventa, vorrei dire, eticamente obbligatorio, moralmente obbligatorio. Non lo è, perché poi ognuno invece fa quello che ritiene opportuno. Però, come ricordava il Presidente, credo che ci sarà una sorta di patente in futuro, cioè sarà difficile prendere un aereo per andare all'estero e che il paese dove vai ti accolga per 1 anno, 2 anni o per un periodo lungo se non sei vaccinato. Credo sarà difficile. Sì. Ma lo ricordava bene appunto il Presidente Zaia qualche settimana fa. I vaccini sono una sorta di stimolatore che fa in modo che l'organismo produca degli anticorpi, che quindi, diciamo, fanno in modo che quando poi si arriverà a contatto davvero con il microorganismo che è in grado di dare l'infezione, tu sia già in grado di rispondere in modo efficace. Allora, la storia dei vaccini, io non sono ovviamente un grandissimo esperto di costruzione di vaccini, è una scienza particolarmente sofisticata, e non è che si possa essere tuttologi, non si deve essere tuttologi. Però il vaccino, diciamo, ha un suo percorso, come tutti i farmaci, con una sperimentazione molto ferrea, una sperimentazione che è stata miracolosa per questa tipologia di vaccino, così rapida, così condotta con modalità innovative ma anche di grande precisione. La sperimentazione è stata condotta su decine di migliaia di volontari di varia età e quindi direi che la sicurezza del vaccino è intrinseca. Come tutti i farmaci, non è che sappiamo cosa faranno fra 40 anni, o fra 50 anni o fra 20 anni, sappiamo, secondo scienza e coscienza e il percorso che ha fatto, quello che faranno, se si comportano come tutti gli altri farmaci, però non ci è dato di sapere e di diciamo, temere o di ipotizzare comportamenti diversi. La scienza ci insegna questo e noi dobbiamo affidarci alla scienza. Quindi il vaccino è importante, sì è vero, ci sono delle differenze diciamo, di costruzione anche proprio architetturale fra i vari vaccini, tant'è che uno si conserva a temperature molto basse,
per refrigeranti e altri invece si conservano anche a temperatura da frigorifero normale. Quindi chiaramente ci sono delle differenze, ma il modo con cui poi vanno a stimolare la produzione di anticorpi è la stessa, fa produrre anticorpi. Non credo che non ci si debba fidare di questo, anzi direi, ho sentito anche una statistica che qualcuno ha fatto, credo commissionata da Rai 1, mi pare di aver capito, comunque dalla Rai, per cui gli italiani sarebbero, una quota parte significativa di italiani, non sarebbero, diciamo, favorevoli alla vaccinazione. Un'altra quota parte non sarebbe favorevole in questo momento, ma credo che sia il momento del coraggio anche da questo punto di vista. Una società come la nostra ha tutto lo stimolo, tutta la volontà perché il vaccino sia davvero la risposta definitiva, se vogliamo, ecco, alla pandemia. Non ce ne sono altri, noi abbiamo il distanziamento, la mascherina, l'evitare l'assembramento, il lavaggio delle mani o l'utilizzo del gel e così via, come strumento di contenzione, come strumento di limitazione. Lo strumento per superare definitivamente le gravi pandemie o le situazioni comunque infettive come questa non è che il vaccino, perché il virus, abbiamo imparato, non è che si fermi, resta nella popolazione e fino a che la popolazione non raggiunge quella che viene definita appunto l'immunità di gregge, quindi non è in grado statisticamente di infettare più nessuno e quindi voi sapete che il virus va nell'organismo, l'organismo lo combatte e lo sconfigge e il virus muore all'interno dell'organismo, oppure lui sconfigge l'organismo ma muore anche lui. Se non trova più nessuno da infettare perché chi è vicino a lui è già stato, è in grado di difendersi, è chiaro che o statisticamente la percentuale di persone che è in grado di infettare non è in grado poi di far diffondere il virus più in là, il virus poi non si diffonde e muore di per sé. Fino a che non arriveremo a questo, e il vaccino è l'unico strumento che abbiamo in questo momento, non lo sconfiggeremo mai, quindi la vaccinazione è fondamentale. Fondamentale, certo. Certo che sarà, come diceva lei, un'avventura epocale, perché vaccinare tutta la popolazione. Questo è importante. Allora, le notizie sono queste, no? Si comincerà molto presto. Mi pare di aver capito che tutta l'Europa sta per scegliere un giorno simbolico, intanto, simbolico ma vero, non simbolico e finto, simbolico e vero, con una vaccinazione vera. E poi si partirà rapidamente con il resto della vaccinazione, a partire, come si è detto, insomma, come ormai tutti i media dicono, dagli operatori sanitari che sono al fronte e che bisogna preservare, e poi le residenze per anziani, insomma, i centri di servizi per anziani con gli operatori che ivi lavorano e così via. Quindi è poi un percorso che poi andrà sugli over 80 eccetera, 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 per andare a tutte le fasce della popolazione. Io non voglio neanche prendere in considerazione l'idea che non ci siano sufficienti siringhe. Per quello che è riuscito a fare il mondo nel combattere questa pandemia, anche in termini di risorse impegnate, che sono straordinariamente grandi, in questa nella regione, insomma, l'investimento che la regione ha fatto è un investimento grandioso, epocale, in termini di strutture, di uomini e così via. Quindi non voglio neanche prendere in considerazione l'idea che poi mancheranno alcune cose, insomma. È tutto pronto, tutto quanto andrà a buon fine di sicuro. Ecco, appunto, per quanto riguarda la somministrazione del vaccino, dato che si parlerà di una popolazione enorme, e ci saranno dei punti, secondo lei naturalmente, ipotizziamo, ma ci saranno per esempio dei punti sempre di somministrazione del vaccino presso altri ospedali, per esempio non solo l'Angelo ma anche Villa Salus, ma anche il Policlinico San Marco, oppure i distretti sanitari, cioè sarà spalmato su tutto il territorio con dei centri specifici, o per esempio si potrà anche andare dai medici di base o da comunque specialisti. Adesso è talmente tanta la popolazione che uno si spaventa e dice come faremo ad affrontare tutta questa vaccinazione. Ci ragionavamo oggi con i colleghi, no? Ovviamente è una riflessione ancora molto, se vogliamo, iniziale. Allora, dipende dal tipo di vaccino, intanto perché alcuni vaccini vanno ricostituiti, quindi vanno diluiti, poi vanno preparati, se sono congelati vanno scongelati, lo scongelamento richiede un certo tempo. Un lavoretto da niente. È un tempo che è diverso a seconda che lo si faccia a temperatura ambiente o in frigorifero, quindi
tutta una serie di cose di logistica che è il nostro mestiere, sappiamo certo. fare, basta, lo faremo. Certo. I tempi comunque sono variabili, diciamo che ipoteticamente 20-30 vaccinazioni all'ora si possono fare su una squadra, quindi per vaccinare nel nostro caso 650.000 abitanti di varie fasce di età. I tempi capite quali sono, insomma, l'impiego, quindi c'erano tutte le squadre pronte. Si può pensare di utilizzare i drive-thru, sì, i drive-thru possono essere una buona soluzione. Quando si fa un vaccino sapete che ci vuole un certo periodo di tempo in cui si deve rimanere fermi, quella decina di minuti, insomma, che è il tempo necessario per capire se il vaccino dà qualche effetto collaterale immediato, anche reazione immediata. Ma insomma, tutto quanto questo lo vedremo, lo faremo gradualmente. Ecco, diciamo che già vaccinare, come nel nostro caso, qualche migliaio di persone fra operatori sanitari, case di riposo e così via, ci porterà via non tantissimo in termini orari, però cercheremo di diciamo, pianificare la vaccinazione il più possibile periferizzata, in modo che nessuno debba spostarsi o spostarsi al minimo, anche perché dobbiamo evitare assembramenti e così via, quindi immagino che più è diffusa nel territorio meglio è. Poi chi vaccina è un tema un po' diverso, perché richiede un impegno, però insomma si può fare, come la vaccinazione. Non è che sia molto diverso da una vaccinazione. Potrebbe anche fare una specie di drive-in come quello che stanno facendo adesso, perché noi siamo proprio qui vicini al distretto sanitario e c'è la coda sempre, mi fare giorno e notte, perché passando verso casa si vede, quindi anche quella potrebbe essere una modalità, magari con un centro di assistenza se ci sono delle reazioni di qualche tipo, ma comunque... Bisogna salvaguardare quei 10 minuti dopo la vaccinazione, che è il tempo medio nel quale si possono manifestare. Sì, perché a bambini sa che quando si fanno le vaccinazioni, sempre quello bisogna non è che sia una grandissima differenza. Certo. Sembra anche che gli effetti collaterali siano veramente modesti, quindi tutto sommato se non ci sono reazioni immediate poi il resto sono cose tollerabili. E quindi presumibilmente verrà dato, come lei diceva, un patentino, ma verrà dato anche una certificazione, quindi proprio di avvenuta. Sì, certo, questo va registrato e poi su richiesta ovviamente potrà essere rilasciata anche la certificazione. Quello che diceva il Presidente io lo condivido, non sono neanche degno, insomma diciamo che diceva una cosa così, a mio modesto parere, giustissima, cioè è ovvio che la sicurezza degli stati e delle comunità si basa anche sul fatto che ci siano soggetti che sono immuni, diciamo, al virus, che non sono in grado di trasmetterlo, che non sono in grado neanche di riceverlo, e quindi poter dire io ho questa, diciamo, immunità, ho questa patente, ho questa certificazione è fondamentale per muoversi. Certo. E quindi quando finalmente il Covid-19 sarà un lontano ricordo, non si sa ancora quando, ma almeno un anno a quanto capisco, come cambierà la sanità in generale e a Mestre in particolare? Cioè si dovranno mettere in campo modalità di assistenza sanitaria diversa, magari più inserita nel territorio, magari centri di prossimità di cui da tanto si sente parlare, la telemedicina, cioè ci sarà un cambiamento epocale anche nella somministrazione della medicina, diciamo, per le persone, oppure... Sì, torno sul fatto che fa domande molto interessanti. Grazie. La sentiamo l'argomento. No, parto da una parola che lei ha usato, che sembra quasi uno slogan, ma che invece è una parte importante del futuro, la telemedicina. Intanto qualcosa che non ci dimenticheremo più è l'utilizzo, diciamo, massiccio delle tecnologie. Fare un incontro nella riunione ormai in videoconferenza per noi è diventato lo standard, e di questo non farò più a meno. Io incontro quotidianamente decine di colleghi, fondamentalmente faccio 2 incontri al giorno poi con i direttori di ospedale, quindi ci confrontiamo, e una volta era sempre in presenza, adesso ovviamente da molti mesi ormai sono in videoconferenza, e questo è uno strumento intanto fondamentale. Però la telemedicina, che sembra appunto una parola buttata là, in realtà è uno strumento formidabile, molto utilizzato già in passato, ma che non era così strutturato. E Covid, tra le varie disgrazie enormi, qualcosina ci lascerà in eredità, quantomeno di opportunità per il futuro. Gli strumenti che abbiamo messo in campo, non per fare soltanto delle videovisite, che sarebbero di per sé
relativamente banali come attività, ma per creare proprio una piattaforma sulla quale innestare, cosa che abbiamo fatto e che stiamo implementando, tutte quelle attività di monitoraggio da sempre dette, di cui da molti anni si parla, ma che adesso è il momento di strutturarle veramente, di pazienti fragili, di pazienti cronici, di pazienti per i quali non è indispensabile avere una visione costante. Ci sono tutta una serie di categorie di pazienti per i quali l'utilizzo di strumenti di telemedicina, di videovisita, di videochiamata, con la registrazione di quello che si è fatto, con la possibilità di vedere e visualizzare un testo per poter analizzare indagini di laboratorio, indagini radiologiche, elettrocardiogrammi e così via, visionarli, dare un ritorno, ricevere un feedback ulteriore, quindi registrando il tutto, cioè in modo che tutto quanto resti tracciato e resti patrimonio della persona e anche nostro, e lasciare poi anche la certificazione, un referto di una visita. Direi che tutto quanto questo è fondamentale per noi. Ci saranno ancora altre cose. Io nella mia testa, così per il lavoro che ho fatto, anche lavorando in contesti diversi, a Treviso, progettando anche in passato la cittadella della salute di Treviso, la cittadella sanitaria, si era pensato, no, all'ospedale come luogo anche che vada vissuto dalla comunità, ben coscienti però che l'ospedale è da sempre un ruolo in cui le infezioni sono, proprio per la sua caratteristica, perché è un luogo chiuso, molto limitato in termini di metri quadri, ha i suoi ricambi d'aria, ha tutte queste attività, però di per sé c'è una selezione di germi che sono patogeni, francamente patogeni. Quindi di per sé pensare che l'ospedale tornerà ad essere così aperto come era prima, per un po' di anni credo che non lo sarà. Ecco, siamo quasi giunti alla conclusione. Mi è venuta in mente una cosa a cui abbiamo assistito tutti guardando i vari servizi alla televisione. Il bisogno, parlando per adesso delle persone anziane, il bisogno di farsi abbracciare dai propri cari, perché sono loro soprattutto che hanno avuto questo shock, per persone nelle RSA che a un certo punto non hanno più potuto né vedere né appunto abbracciare i propri cari, e molte di queste RSA hanno istituito delle formule particolari per poter dare contatto. Allora la mia domanda è questa: gli italiani siamo riconosciuti come un popolo empatico, un popolo affettuoso, un popolo che si tocca, che si abbraccia e che ama farlo, e che adesso, lo sentiamo tutti, sente la mancanza di questo coinvolgimento anche fisico. Si potrà mai tornare a una prossimità così accentuata, oppure dovremo sempre guardarci con sospetto? Sì, credo che è la riflessione che ho fatto anche personalmente. Un po' di timore e di sano scetticismo a incontrare le persone con una calore, sì, come una volta, credo che per alcuni anni non ce l'avrò. Ecco. Ma proprio per la fisica necessità di essere sicuro di mantenere un comportamento corretto, che è vicendevole ovviamente, certo, vale per me verso gli altri e per gli altri verso di me. Dopo che tutto quanto questo sia male, no, non è tutto male, però quello di utilizzare il gel non ce lo dimenticheremo più, quello di lavarsi spesso le mani non ce lo dimenticheremo più, forse qualche manifestazione, utilizzeremo le manifestazioni anche così tipicamente italiane con una parsimonia di gesti che probabilmente per un po' di tempo non ci lascerà più. È anche vero che qualche volta dentro questi comportamenti sociologicamente riconosciuti, e forse anche culturalmente parte del nostro modo di essere, forse anche proprio geneticamente, sta la nostra cultura. Sì. Però credo che come sempre, insomma, il nostro essere è una costruzione di esperienze, e questa esperienza la dobbiamo ricordare. Certo.
non la possiamo dimenticare e dobbiamo, per la nostra sicurezza, anche cercare di utilizzare al meglio quello che siamo e che abbiamo. Bene, allora per concludere una cosa che chiedo sempre alle persone, ai nostri ospiti, perché hanno tanto da dire ancora, magari non ho chiesto tutto, desidera fare qualche raccomandazione, dare qualche consiglio in più ai nostri ascoltatori, dato tra l'altro adesso in prossimità delle feste, anche se poi sia il governatore Zaia sia anche il governo darà sicuramente o delle restrizioni oppure dei consigli stringenti. Cosa ci può dire? Allora, intanto mi lasci fare un primo ringraziamento. Intanto. Ho cominciato nel ringraziare i nostri operatori e lo rifaccio. Certo. Devo dire la verità, nella prima fase ogni volta che lo dicevo mi commuovevo, ancora oggi un po' di commozione mi viene, vi dico la verità. Però li ringrazio ancora di cuore davvero tutti i giorni perché fanno un lavoro eccezionale, tutti i nostri colleghi. Abbiamo lavorato benissimo, l'ho ricordato anche prima, lo ridico, con tutte le autorità. Io sono indegnissimamente testimone di questo, però la prefettura, la questura, da cui abbiamo ricevuto anche ampie attestazioni di benemerenza e comunque di vicinanza. I vigili del fuoco, tutti, con tutte le autorità abbiamo lavorato veramente molto bene, veramente molto bene. E quindi un grazie di cuore a tutti quanti quelli che ci hanno aiutato, noi operatori. Abbiamo avuto un'ottima conduzione, devo dire la verità, insomma, il nostro direttore generale, poi il presidente, è stato formidabile in questo. Detto questo, la raccomandazione, un aneddoto piccolo di vita, che se volete, anche personale. Mio papà che ogni tanto vado a trovare con tutte le precauzioni del caso, mio papà si è ammalato all'inizio della pandemia, alla fine di febbraio mi ha chiamato e mi ha detto ho un po' di febbre e ha mantenuto sta febbricola per 15 giorni. Mio papà ha 90 anni, all'epoca ne ha compiuti quest'anno, ne aveva 89 e mezzo. Insomma, alla fine, dopo qualche mese, per curiosità gli ho fatto fare anche il prelievo per gli anticorpi e aveva gli anticorpi. E quindi evidentemente si è ammalato in quel frangente. E quindi tutto sommato va anche bene, si può andare a trovare, non lo prende, non lo dà in qualche modo, insomma, lo dico così sommariamente, però vado sempre con molta precauzione a trovare. Ed era un po', diciamo, così risentito per il fatto, ma si dice non possiamo stare insieme a Natale, mio fratello mi ha detto, è arrabbiato. Allora io ho fatto l'esempio della mia famiglia, insomma, noi viviamo in Comune di Mogliano, i miei figli sono sposati entrambi, abitano in Comune di Mogliano, non ci incontreremo per Natale. I miei figli hanno 30 anni, no, noi non veniamo, non dico che siamo conviventi, non li vedo ormai, oppure li vedo da distanza di 2 metri, ma non stiamo insieme da qualche mese, un mese e mezzo ormai. La raccomandazione è proprio questa, insomma, stiamo attenti, stiamo davvero attenti, perché non è il fatto di potersi muovere o poter transitare tra un comune e l'altro, all'interno del comune e così via, è il fatto che poi quando ci troviamo dobbiamo davvero essere in grado di mantenere quella distanza e quel comportamento che dobbiamo tenere. Ripeto, ciascuno di noi è potenzialmente uno che riceve o uno che trasmette il virus. Quindi, anche se sono i nostri affetti più cari, se per un Natale non ce la faremo proprio a riunire la famiglia, cerchiamo di stare con le persone con cui siamo normalmente conviventi, che sono le uniche di cui ci possiamo e ci dobbiamo fidare. Quindi sarà un Natale diverso, sì. Diciamo che per chi è in salute è ancora un Natale felice, per chi non lo è molto meno. Apprezziamo questo intanto e poi guardiamo avanti con speranza. Certo che sentendo le sue parole, che sono comunque sempre di grande ringraziamento, e mi unisco anch'io e anche gli amici che sono qui, al direttore generale che è un grand'uomo, devo dire, un grande professionista, perché l'abbiamo visto sul campo ed è sempre presente, e naturalmente anche lei perché è sempre, come si dice, con le mani in pasta, come si diceva. Però una nota di rammarico bisogna dimostrarla, perché anche alla televisione abbiamo visto dei servizi con delle interviste a dei medici e anche a degli infermieri o caposala che si rammaricavano del fatto che mentre prima, durante la prima ondata, erano gli eroi, adesso sono diventati gli untori. Cioè c'è questa parte, per fortuna, residuale dell'opinione pubblica che
che li colpevolizza adesso. Quindi questa è una cosa pazzesca, che è intollerabile, ingiustificata e ingiustificabile, e quindi questa è una nota di rammarico dopo aver sentito le sue parole, aver sentito come la nostra ULSS si comporta e come tutti i medici, gli operatori sanitari e non sanitari che gravitano intorno e che cercano di salvare vite. Quindi questa è veramente una cosa che spero che passerà, perché è una società la nostra che dimentica facilmente. È così frenetica che tende a dimenticare le cose. Allora sì, non è tollerabile sicuramente pensare che chi ha combattuto così strenuamente, ripeto, dalla medicina generale, pediatria, gli ospedali, i dipartimenti di prevenzione, le scuole, guarda che dietro al lavoro delle scuole ci sono decine di persone che ogni giorno organizzano, dove, poi gente che fa fare i tamponi, i giovani medici delle USCA, gli infermieri dell'assistenza domiciliare, andrebbero fatti quotidianamente monumenti. Allora, dimenticarci questa cosa è davvero, io non lo dimenticherò mai, spero che tutti i nostri cittadini se lo ricordino per sempre, è una cosa che, e tutti l'hanno fatto, ripeto, con, oltre che per lavoro, per grande dedizione, anche con grande generosità. Dottor Tesorini, noi la ringraziamo moltissimo, è stato molto cortese ad aver accettato il nostro invito, è stato molto illuminante e interessante, e spero prossimamente anche di averla, magari quando ci saranno altre cose migliori da raccontare. Va bene, e noi terremo anche l'anno prossimo la nostra rubrica di Prima la Salute, perché è una cosa che viene che è molto interessante, per cui le persone sono molto interessate, quindi vorremmo continuare, quindi lei come persona di riferimento sarà sicuramente nei nostri pensieri anche l'anno prossimo. Quindi la ringraziamo moltissimo, io ringrazio personalmente, ma anche da parte di tutta Mestre Mia e dei nostri ascoltatori, tutti gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, le persone che comunque sono in ospedale, che lavorano, perché sappiamo, anche senza che lo dicesse il direttore sanitario, sappiamo quanto fanno, anche perché più o meno molti di noi sono andati anche questi mesi in ospedale, io stessa, e ho visto innanzitutto le prescrizioni e le attenzioni massime, e quindi dobbiamo veramente metterci tutti una mano sul cuore a ringraziarli di cuore, e auguriamo loro un sereno Natale, veramente un sereno Natale, e un anno 2021 che sia finalmente un nuovo inizio per una nuova salute pubblica, diciamo così. Quindi grazie ancora dottore, grazie a voi, grazie a voi che ci avete seguito, e alla prossima, buonasera.